Allora, signore, buonasera. E ascolteremo ora la seconda prova delle finali di questo 30° concorso Blitz, in cui i violinisti si cimenteranno sostenuti dalla nostra orchestra ormai nota, Filarmonica Rumena Paolo Constantinescu, diretta dal maestro Ovidio Palan. E come di consueto diciamo tutti gli anni che il maestro è veramente bravo, si compie dei miracoli, perché con 2 sole prove riesce a mettere i giovani violinisti a loro agio, in modo da poter sostenere i 2 concerti di autore e di periodi diversi, ed è una cosa, credete, veramente difficile. I 2 concorrenti di questa sera eseguiranno un concerto sinfonico dell'Ottocento e un tempo di un concerto moderno o viceversa. E lo stesso criterio verrà utilizzato anche nella serata di domani, in cui si esibiranno gli ultimi 2 finalisti. Domenica invece ci sarà la cerimonia delle premiazioni, che si terrà alle ore 20, e si esibiranno i 5 finalisti con un tempo dei vari concerti in programma. Il vincitore invece eseguirà il concerto intero del festoso concerto dei laureati, e finora raccomandiamo a tutti di non perdere. Prima di iniziare volevo rivolgere un caloroso saluto da parte dell'Associazione Litica, del direttivo dell'associazione, alla prestigiosa giuria composta dal presidente, compositore Fernando Sulpizzi, Italia, e gli altri illustri membri: Carlo Chiarappa, Italia; Nestor Eidler, Argentina; Takumi Kubota, Giappone; Wolfgang Marschner, Germania; Yerken Murzagali, Kazakistan; ed Evangelos Papadimitris, Albania. E vorrei anche porgere adesso un caloroso applauso per la segretaria generale della Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica di Ginevra, Marianne Grandi, nostra ospite. E un altro annuncio prima di iniziare è che in apertura del concerto verrà eseguito dall'orchestra l'inno nazionale italiano in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e a tale proposito vi ricordo che è stata allestita da una cosa molto interessante nel foyer dell'auditorium una mostra di antichi spartiti dal carattere patriottico tratti dai fondi musicali della Biblioteca Lizza. Vi annuncio anche il primo concorrente, che è una donna, Milstein Maria, che eseguirà con l'orchestra sinfonica di Cacciaturian il concerto, primo movimento e cadenza di Oistrakh, e di Sibelius il concerto in re minore, opera 47, nei suoi 3 tempi: allegro moderato, adagio di molto e allegro ma non troppo. Dopo la concorrente ci saranno 10 minuti di intervallo. Buon ascolto.
Grazie.